l'Italia siamo noi. Noi che quando vediamo l'azzurro sentiamo battere il cuore. Noi che cantiamo l'inno insieme ai giocatori, anche se siamo seduti in poltrona. Noi che amavamo la nazionale anche quando la vedevamo in bianco e nero. Noi che negli anni 30 avevamo già vinto 2 mondiali. Noi che aspettavamo i giocatori dopo la Corea per contestarli. Noi che dibattevamo se Mazzola è meglio di Rivera. Noi che siamo stati svegli la notte di Italia-Germania 4-3. Noi che Rivera ha segnato e Martellini ha detto che meravigliosa partita. Noi che manco è iniziato il mondiale e già siamo sotto contro la Francia. Noi che battiamo l'Argentina a casa loro. Noi che Zoff quei tiri non li ha visti. Noi che se questa è l'Italia verrà fatta fuori subito. Noi che questa è l'Italia e si vince il mondiale. Noi che Maradona non lo si fa andare via. Noi che Zico non lo si fa andare via. Noi che Paolo Rossi ha fatto piangere il Brasile. Noi che l'urlo di Tardelli lo sappiamo imitare perfettamente. Noi che Pertini dice che sono 3 e non ci prendono più. Noi che campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Noi che Zoff si alza la coppa a 40 anni. Noi che abbiamo gli occhi di Schillaci. Noi che viviamo le notti magiche. Noi che maledetti rigori. Noi che non è mica da questo particolare che si giudica un giocatore. Noi che Sacchi sostituisce Baggio. Noi che Baggio ci fa andare avanti. Noi che Baggio piange e Riva lo consola. Noi che Baggio è finito il mondiale. Noi che anche Baresi piange, eppure noi. Noi che Vieri ogni pallone è un gol. Noi che è andata fuori di tanto così. Noi che Di Biagio, per favore, non avere paura. Noi che Totti non ce l'ha nessuno. Noi che Del Piero guarda il cielo. Noi che Byron Moreno non ci guarda in faccia. Noi che il Golden Goal chissà chi lo ha mai inventato. Noi che con Lippi si gioca bene. Noi che siamo un sogno azzurro, felice di essere sognato. Lasciamo senza molti rimpianti questa città della Galizia tra nuvole piovose e un mare circoscritto in 100 rias, costellate di barche di ogni tipo e di strane palafitte per l'allevamento delle ostriche. Una città curiosa, non di più, come tante di questo lembo all'estremo nord della penisola iberica. Una città con lunghe teorie di case appiccicate l'una all'altra, arrampicate su alture difformi che vanno poi a tuffarsi in un mare che niente ha di Atlantico, con un clima che ricorda lo stretto di Dover, il cielo sempre basso e minaccioso e i gabbiani a volare radenti sul porto. Solo il Mondial poteva portarci qui. Vigo dista una trentina di chilometri da Pontevedra, sede del Ritiro degli Azzurri. Un ritiro a prima vista dorato nel parador nazionale chiamato Casa del Baron, che si rivelerà poi una specie di prigione assurda per come la considerano municipalità e polizia locale. Per i primi 20 giorni di giugno, un andirivieni continuo Vigo-Pontevedra con orari precisi, come quelli dei treni o dei traghetti. Al mattino, ore 10:30, conferenza stampa di Berzo. Poi, incontro dei giocatori con i giornalisti. Pomeriggio, ore 17, allenamento sul campo di Pontevedra. Una tabella di marcia logorante, ripetitiva fino alla noia.
Ripercorrendo il cammino della permanenza a Vigo e della staffetta quotidiana con Pontevedra, gli unici momenti diversi li cogliamo quasi come ladri. La passeggiata degli azzurri, la visita all'edicola per leggere qualche giornale italiano, poi si ritorna alla casa del barone. Ancora giornalisti, fotografi, cineoperatori, domande e risposte in un'altalena ossessionante di motivi, forse nemmeno validi a riempire pagine di giornali o spazi radiotelevisivi in momenti normali. Siamo ancora ai primi giorni. La notizia arriva e rimbalza di albergo in albergo e tutti si precipitano alla casa del baron. Rossi è rotto. No, non è vero, sì è vero. E sulla voce di Pablito, che non scende dalla sua camera, si innesta il primo giallo dell'avventura spagnola. Il traffico di destra che oggi è già praticamente in risoluzione, insomma, è un fatto molto modesto che si risolve rapidamente. Cioè dovuto? No, assolutamente. Molto probabilmente al viaggio, al tempo, a una serie di situazioni. Che applicazioni fa, professor Vecchietti? Beh, facciamo delle applicazioni di neuroelettroanalgesia. Neuroelettroanalgesia. Intanto Zoff è sempre taciturno. Cabrini, il bell'Antonio, dispensa invece sorrisi. Causio, Collovati e Antonioni sono di turno con il botta e risposta quotidiano. Gli esclusi, l'altra faccia della nazionale, fanno gruppo a sé, Oriali, Baresi, Altobelli. Si ritorna a Pontevedra, questa volta di mattino. È la vigilia di Italia-Polonia. Allenamento sulla palla, poi sugli spalti del piccolo stadio galiziano, Bearzot gioca a rimpiattino con la formazione. Cita 16 nomi e rimanda tutto ad un'ora prima della partita. Proteste, domande, ripicche, anche se tutti sanno a memoria chi sono gli 11 che scenderanno in campo, i soliti, i previsti, i risaputi. Il giorno dopo siamo alle solite, ma almeno c'è da dialogare sul primo pareggio del nostro girone. Il clima è buono, si è giocato bene, ammettono tutti, anche se si poteva osare di più. Intanto, nella sala stampa allestita all'interno dello stadio Balaidos, i giornalisti riforniscono l'Italia delle notizie del giorno. È attrezzata di una trentina di telefoni e altrettanti telex, ma spesso è vuota. I colleghi della carta stampata preferiscono dettare i pezzi dall'albergo. E siamo alla partita con il Perù. Il tifo per loro è ricco di suoni e di scene. Per noi restano qualche centinaio di connazionali a sventolare bandiere. Si teme ancora. Anche il nostro cameraman si tiene guardingo e riprende le squadre di spalle, quasi a voler pregustare la speranza di filmare gli azzurri in primo piano solo dopo l'incontro. Un altro pareggio, anche questa volta, con una rete per parte. La nostra subita, forse, in virtù di una mentalità che ci viene dal campionato, secondo cui la massima prima è quella di conservare il vantaggio acquisito, poi magari arriva l'autogol. Ancora la casa del Baron. Ancora Bearzot con giornalisti. Un fitto scontro di parole. Le une spesso provocatorie, le altre caratterizzate dal catenaccio verbale. Poi l'ultima chance, Italia-Camerun. Doveva essere la partita valida per il quoziente reti. È diventata invece, per molti, troppi, quella della vita o della morte, perché si è persa la dimensione del gioco, ossia che il calcio è ancora e sempre bello proprio perché è un gioco. È il momento dei saluti. Una cartolina la lasciamo qui, in questa Vigo sonnacchiosa che ha tifato Camerun. Ora si parte con destinazione Barcellona. Siamo in procinto di lasciare Vigo. Sono più le soddisfazioni o i rimpianti? Diciamo che siamo stati parecchio tempo insieme qui e la squadra è risultata molto compatta. Hanno vissuto insieme meglio ancora di quanto avevano vissuto insieme in Messico, in Argentina, secondo me. E si sono creati forse i presupposti, attraverso questa compattezza, di passare al secondo turno. Abbiamo avuto partite non facili, tutti d'altronde ci davano per spacciati, mi sembra, prima ancora che cominciassimo questa campionata del mondo. Abbiamo giocato, secondo me, una bellissima partita contro la Polonia, in cui dovevamo vincere.
un bel primo tempo e un pessimo primo tempo contro il Perù, e su questo secondo tempo è stato costruito tutto una specie di processo alla squadra che penso non meritasse, e ieri abbiamo fatto secondo me una buona partita contro il Camerun, contro il quale le altre due protagoniste, Perù e Polonia, avevano fatto non molto bene, tanto che si è sempre detto dopo quelle partite che meritava di vincere nettamente il Camerun. Ieri abbiamo giocato secondo me abbastanza bene, cercando un risultato anche grosso. Abbiamo purtroppo, come sempre, in questo ultimo periodo buttato via parecchie occasioni, poi quando abbiamo segnato era un po' troppo tardi e d'altronde abbiamo preso subito dopo 30 secondi questo gol del pareggio che si ha un po'... Senti, il momento delle emozioni è finito, lo lasciamo alle nostre spalle. Ci stanno un po' stretti questi 3 risultati. Beh, potevamo avere 4 punti, a dire la verità. Secondo me 4 punti potevamo averli tutti, no? Sì, qualcosa di più meritavamo oggi, qualcosa di più meritavamo contro la Polonia, dunque i 4 punti secondo me dovevamo averli. Adesso ci tocca l'Argentina. E adesso abbiamo l'Argentina che è il Brasile, abbiamo 2 grandi avversari, le squadre pronosticate come probabili vincitrici, e noi vedrà che cercheremo di fare il nostro dovere. E non credo che l'Italia sia un'avversaria facile per loro, anche perché noi andiamo con umiltà, con assoluta serenità, la squadra da battere sicuramente sono loro, no? Sono loro le più forti considerate, e potrebbero anche trovare difficoltà inaspettate contro di noi. Addio Vigo, scriviamo sulla cartolina, nemmeno a rivederci. Le immagini che scorrono sono le prime delle tante che accompagneranno il soggiorno della nazionale italiana di calcio a Barcellona. Un'apertura quasi obbligata, dall'oceano di Vigo al Mediterraneo della Catalogna, un tuffo nel caldo, nelle polemiche tra giocatori e giornalisti, nell'attesa dell'incontro con l'Argentina. Con le nuvole se ne sono andate anche le paure del girone capestro. L'Hotel Castillo, a 12 chilometri da Barcellona, ha un altro aspetto rispetto alla casa del Baron di Pontevedra. Sorge su una collinetta in prossimità del mare, ospita in genere turisti di lusso, e gli azzurri l'hanno invaso quasi con un senso di autentica liberazione. Nazionale di calcio senza pace. Qualificata per il secondo turno del Mondial spagnolo, la squadra azzurra è ora al centro di vivaci polemiche determinate da interpellanze parlamentari circa l'entità dei premi che toccheranno ai singoli giocatori per aver superato la prima fase. Le reazioni sono state differenziate. I giocatori hanno indetto una sorta di sciopero del silenzio, rifiutando ogni dichiarazione alla stampa. Da parte sua, il presidente federale, avvocato Sordillo, ha tenuto a Barcellona una conferenza stampa nel tentativo di precisare la reale entità dei compensi che toccheranno ai giocatori che stanno partecipando al Mondiale. Io ritengo di potervi dire con molta chiarezza che i premi della nazionale si aggireranno forse intorno ai 20 milioni, non solo per le 3 partite ma anche per il passaggio del turno. E poiché non abbiamo niente da nascondere, la federazione metterà a disposizione del CONI prima, perché ha il dovere, io lo ricordo ancora, io sono anche membro di giunta del CONI, e del ministro Signorello, gli elementi per poter dare la dimostrazione della serietà della federazione e del comportamento dei calciatori, i quali con me non hanno mai preteso di contrattualizzare i premi. È un atteggiamento sul quale tornerete indietro, Dino, o comunque a quali condizioni eventualmente? Che cosa può succedere? Ma noi non poniamo, ho già detto prima, condizioni. Certamente io spero di tornare indietro nel più breve tempo possibile. E noi diciamo è stato un atto di difesa, di tranquillità, ecco, di non subire. Prima ancora dal punto di vista personale, umano, che da quello dal punto di vista strettamente calcistico, professionale? Ma certamente, perché siamo stati proprio ridicolizzati, forse magari, come diceva l'amico Bernardini, fa parte della carovana della pubblicità, insomma, però andare oltre non mi sembra giusto. Zoff è l'unico, in qualità di capitano, che parla a nome di tutti. L'avete sentito sulla vicenda del blackout. Torniamo al calcio giocato e sentiamolo alla vigilia della partita con l'Argentina. Le mie idee sono che incontriamo 2 grosse squadre, sia Argentina e Brasile, forse il massimo
dell'espressione calcistica, quindi per noi sarà particolarmente difficile, dura. Io, così come persona, in genere, con il modo di vedere, sono ottimista e anche questa volta, nonostante la gravosità di questo ostacolo, vado in campo per vincere. Poi si vedrà, se sono così bravi da metterci sotto decisamente, si vedrà sul campo. Una grande affermazione. È una bella vittoria stata. Sei soddisfatto? È l'inizio del campionato del mondo per noi. Dell'impegno dei ragazzi, sono molto contento di come si sono comportati, anche perché abbiamo anche sofferto durante la gara. Tatticamente impostata. A un certo momento avevamo il terzo gol a disposizione, però ho detto che siamo condannati a soffrire fino alla fine. Antonio, è stata difficile. Sì, difficile però bella. Ma lei si è divertito oggi, ci siamo ricreduti. È difficile divertirsi quando si soffre così. Però abbiamo entusiasmato il pubblico ed era quello che noi volevamo. Beh, effettivamente a questo punto delle qualificazioni non si possono più giocare partite tatticamente prudenti, no? Noi abbiamo avuto una fase di contenimento, poi abbiamo saputo attaccare e segnare. No, a me sembra che la squadra si sia comportata molto bene, sia sul piano tecnico che sul piano emotivo, perché la partita poteva essere difficile e siamo stati sempre molto calmi. In questo momento gli azzurri ricevono gli applausi anche dei brasiliani, questo è un segno buono. Beh, di solito chi vince, e mi sembra con merito, viene applaudito. Beh, diciamo che l'impegno era molto importante, noi lo sentivamo e eravamo abbastanza fiduciosi che poi sia finita bene. È merito nostro, comunque insomma la partita era difficile in partenza, si è dimostrata sul campo, siamo contenti di aver vinto e speriamo di poter continuare, anche se non è facile, non abbiamo raggiunto niente con questa vittoria ancora. Dino, in che momento avete avuto la sensazione che l'incontro fosse concluso a vostro favore? Beh, sul 2-0 certamente avevamo una certa tranquillità, perché poi affondavamo il contropiede, abbiamo avuto anche qualche altra possibilità, d'altra parte è finita 2-1, un gol un po' contestato. Ce lo racconti? Beh, c'era un uomo che era sul pallone, l'arbitro l'ha mandato via, ha detto che ci pensava lui, invece mentre si allontanava Passarella ha tirato e purtroppo l'arbitro l'ha ritenuto valido. Non è stato tanto corretto, ma accettiamolo. Avete sofferto un qualche minuto di più magari, ma il risultato è venuto lo stesso. Secondo te la partita dal punto di vista tattico ha dimostrato che l'Italia aveva impostato nella maniera migliore il confronto? Beh, dimostrato certamente, abbiamo fatto bene contro una grossa squadra come l'Argentina, magari le contromisure vengono quasi obbligatorie, noi abbiamo agito molto in contropiede, di conseguenza abbiamo avuto degli spazi di secondo tempo che abbiamo sfruttato. Scusa, so che non sei favorevole a fare valutazioni sulle prestazioni dei compagni ovviamente, ma Gentile su Maradona mi sembra che sia stata una marcatura indovinatissima. Ma Gentile è un grosso difensore, lo sta dimostrando da molti anni, quindi non è
per me non è assolutamente una sorpresa che abbia giocato a questi livelli. Naturalmente si parla di Gentile perché era obbligato a marcare l'uomo più difficile della formazione argentina, ma anche tutti gli altri tuoi compagni di squadra mi pare che non si possano lamentare sul piano preventivo. Ma indubbiamente una partita, come dicevo prima, poteva finire anche molto meglio, comunque accettiamola così, insomma abbiamo giocato sempre contro i campioni del mondo, una squadra di tutto rispetto. Che cosa speri che succeda adesso tra Argentina e Brasile? Ma cosa spero? Spero che sia una battaglia e che diano tutto in quella partita lì, poi almeno di trovare noi nella possibilità di giocarci questa qualificazione. Con questa vittoria, diciamo, si possono cancellare tante polemiche, tanti dissapori, c'è una nuova fase per la nazionale italiana. Ma la nuova fase, noi ragazzi mi hanno detto di stare, che vogliono rimanere tranquilli a goderci questo risultato, giusto, loro con gli sportivi, e quindi ci penseremo in questi giorni e vediamo, ecco, insomma, certamente le parole che sono state dette, adesso si è rivelato che abbiamo vinto, però se andava diversamente eravamo stati messi veramente nelle condizioni di subire anche qualcosa più di parolacce, ecco. Siete uomini di sport, sapete che è importante anche saper vincere. In questo caso, se avete vinto, forse è il momento di risolvere tanti problemi. Guardi, noi siamo sempre uomini di sport e veniamo sempre giudicati sul campo. Purtroppo dobbiamo combattere con gente che non è di sport. Una brutta nota, una nota stonata, ci viene ancora dagli argentini. Dopo essere stati duri in campo, sono ancora arroganti e anche peggio. Al momento della partenza dallo stadio, Cagliego, quello espulso per i suoi fallacci, fa il resto, addirittura contro uno sportivo italiano che voleva solo applaudire Maradona. La lunga giornata si conclude con riflessioni finalmente tecniche. Ai microfoni Giovanni Trapattoni e Giancarlo De Sisti. Mi sembra che la squadra ha reagito molto bene, ho visto una squadra molto più serena, determinata, concentrata, e direi che Bearzot ha centrato molto bene. Oggi si è visto la marcatura di Maradona con Gentile che veramente l'ha cancellato dal campo. Se tu avessi dovuto scegliere, se avessi avuto tu l'incarico di selezionare la squadra azzurra e di dare un marcatore a Maradona, avresti anche tu scelto Claudio Gentile? Ma non lo so, perché per la verità magari generalmente io così i miei giocatori cerco ne conosco le caratteristiche, ma non conoscevo questo tipo di disposizione che l'Argentina ha messo in campo, e cioè con Maradona più portato al centro varie volte, con Bertoni e Diaz che spaziavano sulle ali, no? E forse onestamente devo dire che in un primo tempo forse non l'avrei fatto, e per questo faccio un grosso elogio a Bearzot, perché veramente ha centrato proprio tutto. La chiave di volta della partita che ha risolto l'incontro a favore degli azzurri, quale può essere stata secondo te? Beh, devo dire che oggi l'Argentina non è che non mi è piaciuto, perché mi è piaciuto molto la squadra italiana, è partita concentratissima, era serena anche quando usciva per impostare una certa azione di rilancio, e forse se fossimo stati ancora maggiormente più tranquilli e più sicuri avremmo potuto fare gol già nella prima parte, nel primo tempo. Giancarlo De Sisti, allora due occhi su tutta la partita, ma forse uno in particolare, un po' tra Graziani e Bertoni, dalla parte di qua tra Antonioni e Passarella. Sì, infatti sono stati gli unici episodi che mi hanno dato così un po' di preoccupazione nel contesto della partita, che è stata eccezionale sotto l'aspetto tattico, agonistico, per l'impegno da parte degli italiani soprattutto. Senti, le marcature come le hai viste? Indovinate, dicono tutti. Io direi perfette, perché questa scelta di Gentile su Maradona è stata indovinatissima, e tra l'altro Maradona giocava molto avanzato, il che ha facilitato anche l'operato di Gentile, e le altre marcature tutte perfette. Ho visto dei cambi anche quando Passarella veniva a saltare sui calci piazzati, dei cambi tra Collovati e Scirea, benissimo. Poi viene la mattinata della libera uscita, chiamiamola così. Si va nel centro di Barcellona per l'unico shopping che memoria ricordi, in veste di Carbonari. Niente giornalisti, appuntamenti segreti con le mogli, una breve passeggiata turistica, poi di nuovo tutti a casa, ossia all'Hotel El Castillo, dove la vita riprende più monotona che prima, interrotta solo dagli allenamenti. Ma la testa è già di nuovo nel Sarriá per l'incontro con il Brasile. Insomma, il sogno continua ancora, anzi, diventa materia, ricrea una credibilità scalfita troppo presto e in modi e forme discutibili.
Arriva il Presidente del Consiglio. Spadolini l'aveva promesso e prende a prestito l'occasione di un incontro politico a Madrid per sostare con gli azzurri a Barcellona. Non c'è un preciso cerimoniale, si va per le spicce. Un arrivo alla chetichella, molta gente attorno, un salone disadorno e gli azzurri a far corona dopo strette di mano calorose e un ritrovato sorriso sul volto di tutti. Un sorriso che si allarga alla luce del buon umore del Presidente. Un modestissimo ricordo di questa sua visita. Presidente, sarei venuto. Intanto avevo fissato la data, vi ricordate? Grazie. Avevo fissato la data del 2 luglio, sicuro che anche fissarla così avanti contribuiva a portare un po' di fortuna. Poi dissi che per Machiavelli la fortuna equivale alla virtù e che bisognava esaltare le virtù calcistiche. Vi racconto 2 episodi. Il primo, la sera di lunedì, ero a pranzo con tutti i capi di governo europei a Bruxelles. A un certo punto la signora Thatcher, che adesso io ospiterò a Roma mercoledì, mi disse: occorre assolutamente che voi battiate l'Argentina. E lì si aprì una grande discussione. Tutti i capi di governo intervennero dicendo che la cosa era impossibile, perché l'Argentina aveva battuto l'Italia, in particolare con un accanimento non corrispondente al grado di amicizia con i due paesi. Il cancelliere Schmidt, che era il più sportivo, disse che l'Argentina avrebbe certamente vinto l'Italia. La Thatcher, devo dire, insisté con molta fiducia, anche perché voleva così che riparassimo un po' la famosa questione delle sanzioni, e io dissi: sì, signora Thatcher, prendo l'impegno, e l'ho scritto poi una lettera personale, dopo, che faremo tutto il possibile per battere l'Argentina, anche se con animo diverso dal suo. Presidente, un pronostico per il Brasile. Il secondo, pronostici mai, né per il Brasile né per il governo. Io vi racconterò il secondo episodio. Il secondo è quando voi avete vinto e io stesso ho visto la partita reduce da Bruxelles. Avevo una riunione di sindacalisti alle 7:30 per quel nodo della scala mobile dell'Intersinde che poi ha portato il governo alle soglie di una divisione all'interno. Mi arrivano i sindacalisti, per l'appunto questo accordo era un pochino rotto. Il clima era teso, improvvisamente le strade sotto si riempiono di gente che urla. Io intuisco il valore politico, un po' come nel 48 quando Bacca gli salvò l'Italia, e apro, io che non sono uomo da balconi, anche per precedenti che non posso ripercorrere, mi sono affacciato al balcone e ho avuto una grande manifestazione di simpatia dagli sportivi, che hanno attribuito un po', mi facevano i complimenti, io li facevo a loro. Questa cosa ha molto servito a rafforzare il governo in quel momento. La squadra che può vincere il campionato del mondo quest'anno? Noi speriamo, manca ancora 3 partite difficili, però con lotta, con garra cerchiamo di farcela. La partita con l'Italia ti preoccupa in maniera particolare? Sì, la partita con l'Italia mi preoccupa più che l'Argentina, perché è la partita che decide tutti.
è una partita che giochiamo con un marcamento molto difficile, per questo è una partita che preoccupa. La partita con l'Argentina com'è stata? Anche abbastanza dura a tratti, mi sembra che tu sia stato ammonito. Io sono stato ammonito fino adesso, non lo so perché, non ho fatto proprio niente per essere ammonito, però l'importante è che il Brasile è riuscito a vincere. Zico, le sue condizioni? Non sta lì, mettere ghiaccio, però credo che è a posto già per il prossimo gioco. Senti, la tua favorita per il campionato del mondo, il Brasile o chi altro? Deve essere il Brasile. Le nostre telecamere escono dagli stadi e di notte frugano lungo la strada più tipica e festosa di Barcellona, le Ramblas, una specie di passerella obbligata per quanto di più vero e di più estemporaneo esiste nelle esplosioni popolari. Qui si canta, si balla, si passeggia, si brinda ad ogni occasione valida. Terra incontrastata, prima degli spagnoli, poi degli argentini, è la volta ora dei brasiliani. Il mondial è già loro, ma sapranno anche sopportare la sconfitta, magari con qualche lacrima, ma senza mai dare sfogo a manifestazioni riprovevoli. Forza Italia! Cabrini, Rossi, gol, Rossi, Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0, avanza Socrates, Zico, e pareggio di Socrates, Rossi, e ancora l'Italia in vantaggio, errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Esce Collovati zoppicando ed entra Bergomi. Distorsione di Collovati alla caviglia sinistra, entra Bergomi, Falcao e pareggio di Falcao. Falcao pareggia al 23esimo dalla bandierina Conti. Ed è il pareggio di nuovo Rossi su calcio d'angolo, mentre c'è Tardelli a terra. Bearzot lo sostituisce, entra Marini al posto di Tardelli. Finita, l'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Bergomi. Paolo,
3 gol dopo 3 anni, vieni Paolo, dai Paolo, Claudio vieni qui, vieni. Enzo, che cosa succede? Eccezionale, una partita eccezionale, drammatica, con loro che hanno giocato anche molto bene. È un'Italia che non è stata mai domata in nessun momento alla parità. Potevamo farne anche 4. Una delle più grandi giornate. Uno era buono e c'era un rigore, mi sembra, netto. Una delle più grandi giornate del calcio italiano. Veramente. E meno male Germania e Italia supera questa partita. Ciccio, una grande prova. Una grande partita. Grandissima prova. No, direi che ci abbiamo messo l'animo un'altra volta e siamo riusciti a portare a termine questo grosso risultato. Ci speravate? Ma ci speravamo sì, perché in effetti contro l'Argentina abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione, però sapevamo anche che era molto difficile, però io credo che con la volontà e con il cuore questa squadra è arrivata effettivamente a centrare un risultato fantastico. E fin dove può arrivare? Non lo so, adesso ci concentreremo per quello che viene, comunque tutto quello che viene cercheremo di portarlo a termine nel migliore dei modi. Uno dei locutores brasiliani, speaker brasiliano, oggi abbiamo visto la partita assieme, un tuo giudizio su questa nazionale italiana? Gente amiga da Rede Nacional Italiana, aqui estamos nós do Brasil, num abraço imenso aos amigos da Itália, dizendo que a seleção da Itália foi melhor tecnicamente, foi melhor fisicamente e apresentou um dos maiores jogadores da Copa, Conte, o ponteiro direito, o primeiro ponteiro direito na atual Copa do Mundo. Incontriamo di nuovo la Polonia. Questa volta non è come a Vigo. La foto di gruppo non vale più. Uno dei due deve uscire di scena. E loro hanno capito che siamo cresciuti, che è difficile giocare a rimpiattino con la palla. Insomma, il salto verso Madrid non è nel buio e Vigo è ormai un ricordo lontano. È finita Enzo. Spillo, una grande giornata Altobelli. Non ho capito. Una grande giornata. Ah, è grandissimo per fare la finale. Marco, dai, vieni. Vieni, Gaetano. Dino, ancora una vittoria. Com'è? Ancora una vittoria. È importante, decisiva. Adesso siamo alla finale, vedremo. Enzo. Stavi tremando. No, non abbiamo avuto mai problemi noi, secondo me. È stata bellissima questa toreada, che è stata fatta con 20 passaggi, vuol dire che la squadra... Paolo, altri 2 gol, capocannoniere del campionato del mondo. Non ho parole. Uomo della partita. Senti, a un certo punto quando è uscito Antonioni hai avuto paura? No, a dire la verità no, perché so che gli altri rispondono tutti, avevamo Marini in ottime condizioni, avete visto anche il ragazzo dell'Inter, mi sembra che ha giocato alla grande. Siamo a Madrid. E di questa Polonia alla fine abbiamo dimostrato che la prima fase abbiamo giocato bene però noi, non abbiamo avuto nessuna occasione. Grazie. Penso che
questo risultato sia estremamente importante non solo per il calcio ma per tutto lo sport italiano, perché tutti i risultati sportivi importanti sono importanti per tutta l'organizzazione sportiva, a maggior ragione quelli del calcio, che suscitano nell'opinione pubblica italiana e mondiale un interesse enorme. Ha dato una grande dimostrazione di dignità di cui tutti dobbiamo essere contenti e ha fatto bella figura a tutto il paese. Sono davvero orgoglioso di poter assistere a questo grossissimo successo della nazionale nel momento in cui nessuno forse si aspettava, devo dire la verità, c'era un po' di scetticismo, perciò va dato merito a questa squadra, a questi ragazzi che sono usciti da un momento difficile di dissidi esterni e hanno dato una grossa lezione a tutti quanti noi. Poi viene la lunga notte di Barcellona, alle Ramblas, per la seconda volta passerella ed esclusiva per migliaia e migliaia di italiani, sfiniti e con poche pesetas in tasca. È una festa di popolo che accomuna tutti, autentica espressione di pacifica convivenza, una cartolina che vi inviamo così come è stata filmata e sonorizzata in questa strada singolare, teatro di manifestazioni popolari e spontanee che esaltano soprattutto la universalità dello sport. Domenica 11 luglio, il giorno in cui si assegna la Coppa del Mondo 1982. La tranquilla estate madrilena è agitata dai tifosi italiani che arrivano in numerosi gruppi, 50-60 mila, davanti al Santiago Bernabéu. E il grande momento si avvicina. Ormai mancano pochissime ore e lo stadio comincia già a riempirsi, anche di personaggi importanti. Le tribune d'onore e la tribuna delle autorità saranno al termine, piene di grandi personaggi dello sport, della politica, che arrivano da tutto il mondo per la finale del campionato 1982 del Mondiale. Adesso che siamo arrivati in fondo mi piacerebbe vincere questo Mondiale, anche perché mi sembra che le attese in Italia siano frementi in questo momento, no? Senti, quando tu ricevevi dall'Italia dei messaggi, diciamo come fanno gli indiani con i fumi, ed erano messaggi strani, messaggi che ci mettevano malanimo un po' a tutti, ora ne ricevi di lieti. Hai superato questa grandissima prova, che è una prova morale. Cosa hai provato dentro prima e cosa provi adesso? Prima soffrivo molto le offese, non certo le critiche. Adesso soffro molto di più le adorazioni. Sul prato del Santiago Bernabéu per il momento c'è soltanto un uccellino, ma le tribune sono ormai quasi gremite. Il tifo italiano è rumoroso, sovrasta indubbiamente quello tedesco, mentre arrivano nella tribuna d'onore i grandi personaggi. Ecco Kissinger, che precede di poco l'ingresso in campo dei giocatori tedeschi. Rummenigge, Rubesch vengono a assaggiare il terreno di gioco sul quale tra poco si esibiranno nella finale contro gli italiani. E intanto arriva il primo tifoso della nazionale italiana, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che scatena l'entusiasmo degli spettatori italiani presenti al Santiago Bernabéu. Già in mattinata, appena arrivato da Roma, aveva reso visita alla squadra italiana nel ritiro dell'albergo Alameda, nelle vicinanze dell'aeroporto di Madrid. Lo stadio è entusiasta, Sandro, da tutte le tribune si leva il grido mentre sventano le bandiere bianco, rosse e verdi, in numero nettamente superiore a quelle tedesche. Altri personaggi, Gianni Agnelli, che viene a vedere la finale, dove ci sono tanti giocatori della Juventus che è cara al suo cuore, il cancelliere tedesco Schmidt, insieme a lui Costantino di Grecia. È il momento degli inni nazionali che purtroppo per noi non cominciano molto bene. L'inno nazionale italiano si interrompe per mancanza di elettricità, ma sui volti e negli atteggiamenti dei giocatori c'è tutta la tensione del momento e la voglia di vincere. E la partita comincia nel modo forse peggiore. Non c'è Antonioni sostituito da Bergomi. Graziani dopo 5 minuti cade rovinosamente e si fa male alla spalla destra ed è costretto a lasciare il campo dopo lo scontro con Dremler. Lo sostituisce Altobelli. Sembra un altro colpo decisivo per le sorti della nazionale italiana in questa finale 1982, conquistata attraverso le grandi vittorie sull'Argentina e sul Brasile. Esce Graziani, entra Altobelli. Passano pochi minuti ed ecco la grande occasione. L'attacco è portato da Cabrini prima, da Altobelli poi, sul lungo traversone Conti è atterrato da Brichel. L'arbitro Chelio brasiliano concede il calcio di rigore. Cabrini purtroppo lo sbaglia.
ha un solo gesto di disappunto il giovane difensore della nazionale, poi riprenderà il suo compito in pieno. E viene il primo gol, siamo nel secondo tempo, sul cross di Gentile sbuca Rossi ed è la rete dell'1-0. 1-0, trionfo sugli spalti, trionfo in campo. Paolo Rossi con questo gol è anche il capocannoniere del campionato del mondo 1982 con 6 reti. Si abbracciano i giocatori, c'è grande entusiasmo un po' dappertutto, anche sulla panchina azzurra, tutti sono in piedi. Lo stadio è sventola di bandiere bianco, rosse e verdi, mentre il sostegno dei tifosi italiani si fa sentire in pieno. Gol di Paolo Rossi che rivediamo. Ed ecco l'azione della seconda rete, quella che in pratica dà il sigillo al risultato. Da Scirea a Conti, ancora Conti che lascia Paolo Rossi, ancora Scirea, la manovra è lunga questa volta, dimostrazione anche di una superiorità tecnica in questa fase della nazionale italiana su quella tedesca che sta progressivamente cedendo. Scirea trova Tardelli, gran sinistro di Marco Tardelli ed è il gol del 2-0 con l'entusiasmo che si scatena un'altra volta. Vedete Marco Tardelli che è stato scelto come uomo della partita dalla segnalazione subito dopo la conclusione dell'incontro. Un grande abbraccio che preoccupa addirittura i barellieri del servizio di protezione civile spagnolo. L'esultanza arriva anche in tribuna d'onore. Sandro Pertini si alza in piedi e saluta gli azzurri. Rivediamo il gol. Ecco il passaggio basso di Scirea, Tardelli che sembra quasi aver perso il tempo utile per battere rete e poi di sinistro trova l'angolo della porta di Schumacher, battuto per la seconda volta. Scirea e Tardelli, l'autore del passaggio, l'autore del gol. 2-0. E rivediamo ancora proprio l'immagine conclusiva di questa rete. Il gioco prosegue, i tedeschi non si danno per vinti, ma scoprono in qualche modo varchi nelle loro linee difensive. Stili che insegue invano sulla fascia laterale destra Bruno Conti lanciato in questa travolgente discesa. Passaggio al centro per Altobelli, un controllo, un dribbling su Schumacher e di sinistro la botta del terzo gol. Anche Sandro Altobelli scrive il suo nome tra i cannonieri del campionato del mondo. È il gol del 3-0, il gol che non dà più storia alla partita. Vedete che Paolo Rossi invita alla calma i suoi compagni, l'abbraccio può diventare anche pericoloso. Ecco ancora Bruno Conti che scende, il suo passaggio ad Altobelli, lo stop, il dribbling, il tiro, il gol. 3-0. Manca ormai pochissimo alla conclusione. Sandro Pertini è felice più di tutti gli altri che sono presenti allo stadio, di tutti gli altri italiani. Altobelli e Scirea si abbracciano e rivediamo ancora il passaggio di Bruno Conti che permette a Altobelli di realizzare la sua rete, la terza della nazionale italiana. Schumacher e Altobelli, i due volti di un incontro, la vittoria e la sconfitta. Ancora Bruno Conti lanciatissimo, una grande volata di 60 metri con Stili che è vanamente lanciato all'inseguimento e Altobelli che può segnare in maniera relativamente agevole l'ultimo gol della nazionale italiana in questo campionato del mondo. È la fine. Adesso, dopo un minuto di recupero, la Germania ha segnato il risultato di 3-1, l'arbitro raccoglie il pallone che è Bergomi a passargli in pratica, intercetta il passaggio di Bergomi, solleva il pallone, è finito l'incontro, si scatena l'entusiasmo in campo, i giocatori azzurri, la panchina, tutti e 22 i giocatori che hanno preso parte a questa trasferta spagnola sono in campo festanti a sollevare sulle loro spalle uno degli artefici maggiori di questo grande risultato, Enzo Bearzot. Dal campo l'entusiasmo passa sulla tribuna d'onore quando sfilano al seguito di Dino Zoff, il giocatore più anziano che abbia mai vinto una Coppa del Mondo, i giocatori italiani a raccogliere il premio delle loro meritate fatiche. Piange Bruno Conti, c'è Bergomi che se non fosse per la presenza di Pelé nel libro d'oro, e scusate se il nome non è da poco, sarebbe il giocatore più giovane a sua volta ad aver conquistato una Coppa del Mondo. Ecco Gentile che alza il trofeo. Pertini abbraccia Bearzot e poi rilascia questa dichiarazione al microfono di Beppe Berti. Presidente,
Quale sensazione per la televisione? È una delle mie gioie più grandi da quando sono Presidente della Repubblica. E poi l'entusiasmo torna in campo, quasi alla moda sudamericana, un giro d'onore trionfale, mentre la polizia rende difficile un po' a tutti il compito di documentare questa fase splendida del campionato del mondo, di chiusura del campionato del mondo. Un gruppo di sportivi mi ha detto di darti questo olivo con questo nastro tricolore. Portalo con te. O me lo danno i giornalisti. Te lo meriti. O me lo danno i giornalisti. Te lo danno anche i giornalisti italiani, perché oggi sono tutti felici. Senti, il Presidente della Repubblica mi ha detto poco fa: sono fiero di essere italiano, anche in questa occasione con il calcio. Sì, prima sono stato da lui, sono passato da lui dopo che la squadra era sfilata davanti a lui, ero commosso, mi ha abbracciato e mi ha dato una grande soddisfazione. Ma non è la prima volta però, perché nei momenti di maggior difficoltà era stato proprio lui a darmi coraggio in 2 altre occasioni. Senti Enzo, ti sei levato tutte le soddisfazioni, come uomo, come professionista, come tecnico, ma io insisto con la parola come uomo. In questo momento io penso che un saluto possa abbracciare tutti. Questa è una festa dello sport italiano portata avanti, voluta tenacemente da Enzo Bearzot e da 22 ragazzi che hanno onorato lo sport. Ecco, diciamo piuttosto la vittoria dei 22 ragazzi che hanno saputo formare un gruppo veramente meraviglioso, ma non solo in questa occasione, anche in Argentina avevano dimostrato una grande compattezza morale e già loro avevano dato una bella prova. Senti Enzo, tu hai detto un giorno in un allenamento un allenatore conta per il 10%, ribadisci questo concetto anche oggi? Certo, sono i buoni giocatori che fanno la squadra. E la loro capacità di vivere bene insieme. Senti, avevamo avuto contro tutto l'inno nazionale che si è interrotto, Ciccio Graziani che si è fatto male con una bella crocca, un rigore sbagliato, eppure questa è forza morale. Gli spogliatoi sono ricaricati e hanno saputo poi cogliere una bellissima vittoria che mi sembra anche molto netta, molto pulita. Ma la gioia per i tifosi italiani non si è ancora conclusa. Un ultimo saluto al pullman degli azzurri che lascia il Santiago Bernabéu e poi tutti attraverso le vie di Madrid a fare festa nella notte. Si conclude la grande avventura del Mondiale 82, dopo quelle del 34 e del 38, la terza vittoria di una Coppa del Mondo per la squadra italiana. Il Mondiale è finito. Allora Paolo Rossi, forse un'immagine di quest'aereo presidenziale che si sta riportando in patria la vogliamo dedicare anche agli altri. Io ti cederei il microfono. Cominciamo con Selvaggi. Anche se è molto più facile rispondere che non presentare. Ad ogni modo ci provo. Sì, cominciamo con definito l'alta nazionale, non è vero, di nazionale ce n'era una sola. No, io a Selvaggi io vorrei fare una domanda precisa, visto che questo è un mondiale credo indimenticabile sotto tutti gli aspetti, e vorrei chiedergli cosa è il significato del mondiale per lui e che esperienza ha avuto da questo mondiale. Ma è stata innanzitutto un'esperienza meravigliosa. Io penso che anche noi che non abbiamo giocato abbiamo dato il nostro contributo, come tu sai, a tutti quanti, perché mai come in questo mondiale si è creato un ambiente idilliaco, cioè d'amore e d'accordo con tutti. Ciccio, mio amico Ciccio, cos'è che ti ha lasciato anche a te questo mondiale? Direi innanzitutto tanta soddisfazione anche morale, soprattutto per lo spirito di gruppo che ha animato secondo me questa spedizione, e direi che secondo me è stata la nostra arma vincente. Senti, tu avevi delle rivincite personali da prenderti nei confronti di qualcuno o no? No, assolutamente, però in una competizione così importante chiaramente c'è sempre la volontà e la dedizione per arrivare al traguardo massimo, e io credo che a questo traguardo ci siamo arrivati tutti, insomma, e questo è un motivo di soddisfazione enorme. È il momento del ritorno. L'avventura, la lunga e sofferta avventura del Mondial 1982 è finita e torniamo a casa vittoriosi. Pertini vuole la comitiva azzurra sul suo aereo. Noi siamo ancora con loro, con le nostre telecamere, unici testimoni di quest'ultima fase di quella che ormai assaporiamo come una bella, indimenticabile favola. Esatto, Presidente. Ragionamento esatto. È sotto. Esatto. Questo è un problema. Grazie Berto. Hai giocato male Berto. No,
perso, lo faceva lui il 7. Io devo mettere l'asso, devo pigliare l'asso. Devo lasciarlo. Ma devo prendere l'asso. Era il 3 o un 4, no? Ho fatto l'asso lo stesso. Enzo, è più difficile fare la nazionale o giocare a scopa contro il presidente? No, è più facile la scopa. È più facile la scopa? No, ma ho sentito che il presidente invece diceva... Io amministro 9-18 carte in 2, invece adesso 22. Perché cause non vale? Amministrare da solo, no, bravo. Ma siamo in 2 con 18 carte. Ma adesso chi sta vincendo? Il presidente e Dino? No, siamo in vantaggio noi. Siete ancora in vantaggio voi? Sì. 6-4 per noi. L'Italia siamo noi. Noi che quando vediamo l'azzurro sentiamo battere il cuore. Noi che cantiamo l'inno insieme ai giocatori, anche se siamo seduti in poltrona. Noi che amavamo la nazionale anche quando la vedevamo in bianco e nero. Noi che negli anni 30 avevamo già vinto 2 mondiali. Noi che aspettavamo i giocatori dopo la Corea per contestarli. Noi che dibattevamo se Mazzola è meglio di Rivera. Noi che siamo stati svegli la notte di Italia-Germania 4-3. Noi che Rivera ha segnato e Martellini ha detto che meravigliosa partita. Noi che manco è iniziato il mondiale e già siamo sotto contro la Francia. Noi che battiamo l'Argentina a casa loro. Noi che Zoff quei tiri non li ha visti. Noi che se questa è l'Italia verrà fatta fuori subito. Noi che questa è l'Italia e si vince il mondiale. Noi che Maradona non lo si fa andare via. Noi che Zico non lo si fa andare via. Noi che Paolo Rossi ha fatto piangere il Brasile. Noi che l'urlo di Tardelli lo sappiamo imitare perfettamente. Noi che Pertini dice che sono 3 e non ci prendono più. Noi che campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Noi che Zoff si alza la coppa a 40 anni. Noi che abbiamo gli occhi di Schillaci. Noi che viviamo le notti magiche. Noi che maledetti rigori. Noi che non è mica da questo particolare che si giudica un giocatore. Noi che Sacchi sostituisce Baggio. Noi che Baggio ci fa andare avanti. Noi che Baggio piange e Riva lo consola. Noi che Baggio è finito il mondiale. Noi che anche Baresi piange, eppure noi. Noi che Vieri ogni pallone è un gol. Noi che è andata fuori di tanto così. Noi che Di Biagio, per favore, non avere paura. Noi che Totti non ce l'ha nessuno. Noi che Del Piero guarda il cielo. Noi che Byron Moreno non ci guarda in faccia. Noi che il golden goal chissà chi lo ha mai inventato. Noi che con Lippi si gioca bene. Noi che siamo un sogno azzurro, felice di essere sognato.